hanno ridotto la grande sfera di Tony Benetton a una lampada e un lampadario. Loro sono l'attuale amministrazione di Treviso, lui invece è quello che l'amministrava la città quando la sfera di Benetton venne installata all'inizio di Via Roma. In mezzo c'è il presente, che significa le luminarie e pomo della discordia di questo Natale. La giunta Manildo le approva, Gentilini le boicotta perché, sottolinea, l'accordo con l'artista proprio non le prevede. Era stata illuminata da 4 faretti piccoli. Qui adesso qualche assessore l'ha ridotta all'albero di Natale. E non è l'unica contestazione mossa dall'ex sindaco all'attuale primo cittadino. Ora spunta l'ipotesi area di sgambatura cani ai giardinetti del bastione di Santa Sofia, per i quali Gentilini lancia l'accusa di vilipendio alle mura, oltre che al locale monumento ai caduti, eretto nel punto dove venne fucilato dagli asburgici il patriota veneto Jacopo Tasso, sostenitore della Repubblica Veneta di Daniele Manin. Adesso vogliono ridurre quell'area a dei cani. Vergognatevi! Questa è un'amministrazione sacrilega e merita di andare a casa.